Bene, allora sono disperso nei boschi delle Prealpi Giulie e tra pochi minuti partirò per fare una cosa di cui sicuramente poi me ne pentirò amaramente. Ho ricevuto un invito da questi tre baldi giovani a provare un sentiero com'è? Facile, no? Sì. Una cosa leggera. Ok, bene. Corto. Una traccia Corto, veloce. traccia corta, veloce, mezz'oretta su giù, poi si mangia qui una robetta lusevera. Non so se fidarmi, ma vabbè, vediamo. Ci sentiamo dopo. Stiamo agevolmente salendo da un quarto d'ora e qua mi sa che mi hanno fregato. Cioè, il sentiero non molla un attimo, giustamente come qualcuno faceva notare. Dai Riccardo, sono mica stanco. I tornanti sono molto larghi su questo sentiero. Stanco ancora no, ma un po' provato, direi di sì. Allora, siamo arrivati al primo bivio, primo e unico bivio del sentiero, nonché anche, mi dicevano, prima porta dell'inferno. Quindi se adesso è stata un po' dura, d'ora in poi, boh. Cosa devo aspettarmi? Inizia a spingere, questo è il momento. Ottimo, non aspettavo altro. Bene, dopo una mezz'oretta circa, un po' di più, siamo usciti sui prati del Gran Monte, della lunga catena del Gran Monte. Si apre un po' il panorama dietro sulla valle del Torre con Lusevera, Villanova e giù fino alla pianura. Peccato che c'è un po' di nuvolo, c'è un attimino di rifiatamento prima di, immagino, affrontare l'ultima rampa. L'ultima rampa. Quella là. Noi dobbiamo arrivare lassù in cima. Io spero di farcela, loro ce la fanno sicuro. Se io Chissà. non mi accascio qui e vengo divorato dalle zecche. Yeah, fatta. Andata. Bene, sono vivo, ce l'ho fatta. Tutti ce l'abbiamo fatta, chi meglio chi peggio, io. Allora, circa un'oretta, poco più di un'oretta di camminata effettiva. Mi dicono un buon tempo. Magari tra un po' torno e cerco di battermi. Il mio tempo lo troverai su Strava, ma dopo, alla fine del video, ti spiego bene il perché. Perché ho fatto sta cosa non lo so bene neanche io, però forse Isacco, Checco e Paolo te lo possono spiegare. Beh, perché? Perché hai poco tempo per allenarti, allora cosa fai? Vai su dritto per la montagna, dritto per dritto, la strada più breve, beh. E poi torni giù a bere una bella birra fresca. Esatto, un'oretta e mezza fai fuori tutto e via. Beh. La birra alla fine della gita è sempre un buon motivo, ma un altro è anche questo panorama. Adesso qua il sole pian piano esce dalle nubi e di qua c'è il tramonto e dall'altra
Cumulo nevo! Bene, adesso non manca che tornare giù ovviamente. Sì, perché siamo solo a metà strada. Ecco, quindi la birra è ancora un po' lontana. Sono distrutto, siamo scesi mezz'oretta e abbiamo concluso il giro. Adesso l'unica cosa che voglio prima della birra è la fontana. Qui c'è un bellissimo lavatoio di quelli di una volta e là la fontana dove adesso mi butto dentro. Il sentiero parte e finisce da Micottis, un piccolo borgo. Allora, adesso ti spiego perché sono qui. Prima dicevo che il giro, la mia traccia verrà messa su Strava come tutte le altre. I ragazzi qui, Isacco, Paolo e Checco, si sono, diciamo, inventati un segmento su questa traccia. Il segmento lo si può registrare con qualsiasi GPS oppure lo si fa direttamente su Strava, così carica direttamente la traccia e va sul segmento. Poi ci si prende anche il tempo, lo si scrive su un foglietto di carta, si va a Lusevera dove c'è il bar, la cooperativa, ci si beve una birretta e si lascia il nome e la mail, giusto? Sì. Vieni qua Isacco, che così. Sì, se vuoi ti rispiego bene con calma. Sì, meglio perché io che mi sono mangiato un pezzo. Allora, su Strava esiste un segmento che attraversa tutta la traccia e quindi è possibile prendersi il tempo automaticamente per chi è iscritto all'applicazione di Strava. E invece in alternativa si può autocronometrarsi come dalle istruzioni che trovate sulla pagina Instagram e Facebook che ci sono sotto i titoli e quindi poi il proprio tempo può essere va depositato a Lusevera in una cassetta apposita che si trova al di fuori del bar Do Nova Cop, dove è possibile anche rinfrescarsi con una bella birretta o qualche buona bibita. Bene, io adesso devo fiondarmi nella fontana. Bene, ora si ragiona, adesso non resta che andare a questo famoso bar cooperativa di Lusevera. La breve corsetta distensiva da Micottis a Lusevera, dove tra l'altro è consigliato parcheggiare perché a Micottis ce n'è poco di posto. E infatti puoi lasciare l'auto proprio lì davanti al bar Nova Cop, dove poi puoi ritrovarla e andare a fermarti a bere qualcosa. Ecco, la corsetta finale era proprio la cosa che oggi mi mancava. Stamattina mi sono svegliato e ho detto cazzo, manca qualcosa nella mia giornata. Sì, così sembriamo film horror. Siamo fuori dalla cooperativa dove c'è la cassetta per la posta. Eventualmente metto una foto in sovraimpressione adesso. Questa è la cassetta dove si può lasciare il bigliettino. Per tutte le altre informazioni, come diceva prima Isacco, sotto in descrizione troverai sia la pagina Strava dove c'è il segmento e poi la pagina di Instagram del sentiero e anche Facebook. Quindi sotto in descrizione trovi tutto e poi subito a provare il Vertical Contesa. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!